La notizia è davvero storica, epocale per la città di Padova e per la chiesa di Padova. Le cucine economiche e popolari si sposteranno dalla storica sede di via Tommaseo 12 che occupavano dal 1914 di circa 500-600 metri al civico 47 sempre di via Tommaseo, negli spazi abbandonati della canonica del patronato del Tempio della Pace. Grazie anche a un contributo da 910.000 euro del PNRR per la riqualificazione urbana, le cucine popolari avranno una sede nuova. Esistono da 140 anni e, ha detto il Vescovo, con l'occasione saranno sempre più aperte alla città. E in questo modo presentarci alla città con quasi un appello a dire le cucine non sono di qualcuno, sono di tutta la città. Qualcuno semplicemente le coordina o le gestisce. Credo che questo sia un passaggio molto importante per quanto riguarda la cultura della solidarietà e della vicinanza, della prossimità. Non creare appunto un luogo separato, ma uno spazio che appartiene già a tutti. Nella loro storia le cucine hanno sfamato e accolto senza tetto, poveri, emarginati, alluvionati, ma anche operai, studenti e anziani. La futura sede darà nuove opportunità di servizio e di dialogo con chi vive in città, universitari e famiglie comprese. I lavori di ristrutturazione dovranno terminare entro il 2026. Attualmente il patronato e la canonica del Tempio della Pace sono in disuso, per cui per noi diventa anche un'occasione di riqualificazione, un'occasione proprio di dare ancora più in un luogo centrale della città, esserci con una presenza proprio di carità. Un luogo che un linguaggio moderno che può parlare sia agli ospiti ma anche a tutta la popolazione, perché i bisogni sono tanti, diversi. Tra questi bisogni ci sono anche quelli degli universitari che alloggeranno, già studiano e studieranno nei pressi della Chiesa della Pace. È molto importante per me fare squadra con tutte le istituzioni, in particolare con la Curia che ci aiuta sempre, anche quando abbiamo bisogno anche noi, è fondamentale. Le cucine popolari sono un biglietto da visita importante per la città.